Mister Infantino, un punto che smuove la classifica, però il Favara forse con un avversario diretto aveva bisogno dell'intera posta. Sicuramente sì, però innanzitutto vorrei fare gli auguri di buona Pasqua a tutti i nostri tifosi, alla città di Favara. Questo è un dovere sentito perché ci stanno coccolando e ci stanno stimolando e sono molto attaccati a questa squadra e stanno facendo di tutto per sostenerci, per arrivare all'obiettivo che è la salvezza. Ma una partita strana, una partita come quella del Messina, un tiro, un gol, poi la squadra ha macinato, ha prodotto, l'abbiamo chiusi lì tutto il secondo tempo, credo che il nostro portiere non abbia fatto mai una parata, contro una squadra strutturata, una squadra esperta, una squadra importante, non so perché si trova in questa situazione, però ha giocatori che hanno vinto questo campionato, però la mia squadra, abbiamo cambiato sistema, abbiamo messo tutti gli attaccanti e si sono sacrificati anche in fase difensiva. Io devo fare solamente i complimenti a questi ragazzi. Sapevamo che il percorso era duro, era tortuoso, sapevamo che la salvezza ce la dobbiamo giocare fino all'ultima giornata dell'ultimo istante, sull'ultimo pallone, e questo faremo. Io credo che ci sia un grandissimo spirito di gruppo e credo che ci sia anche qualità. Oggi veramente sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno provato di tutto, hanno fatto di tutto per vincerla. Era una partita da vincere, non ci siamo riusciti, però nessuno può imputare che i ragazzi non ci hanno mai provato. Infatti nessuno si è tirato indietro, si è cercato di recuperarla e per un certo verso insomma si è riusciti a pareggiare. Poi è mancata forse qualche zampata finale, per non dire anche un po' di fortuna. Ma fortuna, era normale che c'è stato un dispendio, veniamo da tre giorni fa, abbiamo giocato una partita su un campo pesante sia di Virtus. Sicuramente l'ultimo minuto è stato solo il cuore a provare a vincere la partita, però è mancato un po' di lucidità, è mancato l'uno contro uno, però devo dire che veramente questi ragazzi stanno facendo di tutto per salvare questa categoria. All'inizio tu hai accennato agli auguri di Pasqua. La Pasqua è sofferenza del venerdì santo, resurrezione del giorno domenicale. Per Favara che cosa sarà? No, Pasqua significa, in questo momento significa serenità, riposo. Credo che è giusto che dopo un periodo difficile, però veniamo da un mese importante, con tanti punti, con scontri diretti. Credo che oggi Pasqua per noi è stare in famiglia, goderci le nostre famiglie, riposarci, perché da martedì si ricomincia, perché abbiamo l'ultimo mese di lavoro e faremo di tutto per fare tantissimi punti per arrivare. Quando sono tornato ho detto che il primo obiettivo era uscire dalla penultima posizione, dalla retrocessione diretta. Poi siamo passati alla posizione migliore nei play-out e questo faremo. Se faremo il capolavoro riusciremo a evitare i play-out. Però adesso scalino dopo scalino, però è giusto che questi ragazzi non si sono mai tirati indietro e hanno bisogno di 3 giorni di riposo. Domani facciamo l'allenamento e poi gli do 3 giorni veramente per staccare la spina, perché da martedì si ricomincia. Sicuramente ai tifosi del Favara fa piacere sentire queste tue parole di entusiasmo che sicuramente sono veritiere, però insomma tra il play-out e il passaggio diretto insomma il solco è un po' grande. Ma io ho detto, noi facciamo scalino dopo scalino. Noi in questo momento il primo obiettivo è posizionarci a migliore posizione nei play-out, quello di giocare i play-out in casa. Se riusciremo a fare il capolavoro, può anche succedere tra tutti questi scontri diretti di uscire dai play-out, però in questo momento il nostro primo pensiero è riposarci 3 giorni e poi affrontare queste 4 partite con grande determinazione come hanno fatto oggi.